uomo che crede di essere più furbo del diavolo? Ve lo tiro fuori? Ve lo tiro fuori. Ve lo presento, ragazzi. Dovrei vendere un'anatra. Sì, un'anatra che guardate, ma è... Sì, te la vendo. Ascolta, almeno ci vogliono 2 sacchi d'oro, ragazzi. Sapete perché? 2 sacchi d'oro. Ce li avete 2 sacchi d'oro dietro? Allora, se ci avete 2 sacchi d'oro ve la do a voi sicuro al 100%, Però prima voglio vedere i 2 sacchi d'oro aperte, voglio vedere che dentro c'è l'oro, E perché è un'anatra straordinaria. Benvenuti alla Fiuma on the road, questo è il secondo appuntamento e siamo a Mirasole alla Sagra, quindi un appuntamento straordinario, diciamo. Io questa sera farò il furbo, nel senso che non farò io il furbo, ma è uno spettacolo che si intitola Il Furbo, e uno spettacolo abbastanza interessante, direi, perché il tema è abbastanza attuale, nel senso che di furbi ce ne sono tantissimi e quindi cercheremo di fargliela pagare comunque. Alla fine il furbo la paga sempre, perché essere furbi non è una cosa positiva. Alcuni pensano che la furbizia sia una cosa positiva, mentre invece non è così. E bisogna insomma insegnarlo bene ai ragazzi, diciamo così. Il furbo più furbo di tutti i furbi è il diavolo, esatto. Infatti quando uno vuol fare tanto il furbo, dico quello lì fa il più furbo del diavolo, capito? Quando una persona, un uomo vuole fare più il furbo, quello lì, e dicono così. E ora Sandrone, vai a San Benedetto, avanti! Vuocacan ragazzi, scusate che parto di nuovo per San Benedetto, adesso sono pieno bessi. Arrivederci ragazzi! Io devo aspettarlo e cercare di vendergli quest'anatra dicendogli una cosa straordinaria e in questo modo lui mi dà 2 sacchi di soldi d'oro. Cosa gli dico? Il primo spettacolo erano 2 ragazzi che scendevano il Po e si chiama Un bel po' di circo. C'è stato più pubblico di quello che pensavamo perché alla fine abbiamo dovuto mettere tutte le seggiole che non avevamo messo per scaramanzia. E poi ci sarà Cavarra, che è uno straordinario mascheraio che fa uno spettacolo meraviglioso e consiglio veramente di andarlo a vedere perché si vede una cosa unica. Allora lei gli chieda dove si trova Mirasole. Dove si trova Mirasole? Qua. Buoca cane, ma lo sapevo ragazzi! Ma questa è magica davvero! E allora gli chiede ancora, dove si trova lei adesso? Scusi, signor Anatra, dove mi trovo io adesso? Qua. Buoca cane, ma è magica davvero ragazzi! Questa sera è il secondo appuntamento, siamo a Mirasole alla Sagra con Giorgio Gabrielli con lo spettacolo Il Furbo. E il prossimo spettacolo sarà il 10 agosto in San Simeone alle 21:30 con Andrea Cavarra e il Mascheraio, uno spettacolo un po' più per adulti perché quella serata sarà la serata del Borgo dei Desideri. Quindi come Borghi più belli d'Italia abbiamo aderito e abbiamo deciso di inserire la Fiuma on the road anche in quell'occasione. Perché on the road? Perché è giusto che arrivi anche nelle nostre frazioni e quindi possa raggiungere chi magari non riesce ad arrivare in centro con facilità e quindi insomma è itinerante in tutte le nostre, così, nel nostro territorio. E ovviamente poi tornerà in centro per la Sagra del Nedar la prossima prima domenica d'ottobre. Il tesoro che ti sta arrivando in testa è quello che ti insegnerà ad essere una persona onesta e non un furbo. Aia, ma basta, ho capito. Aia, no, non hai ancora, ho capito. Vai ballerino, non vedo, Ale, falla giravolta, Ale, bravissima, applauso.